Buongiorno da Taglio di Po, 17° raduno nazionale, il Delta in Vespa, che ha visto la partecipazione di vespisti provenienti non solo dal Veneto, ma anche da regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e persino un equipaggio dalla lontana Aosta. L'evento non è stato solo un raduno, ma anche un'opportunità per far conoscere le bellezze del Delta del Po ai numerosi partecipanti. Con Roberto da Fiesole, in provincia di Firenze, qua sul Delta, prima volta che viene qua? È la seconda volta. È già, ma però direi molti anni fa, 2018, da solo quella volta. C'è un buon ricordo di questo? Molto buon ricordo, l'organizzazione, le persone simpatiche, gentili e veramente oltre al posto è molto bello, il Delta del Po è unico. Presidentissimo Lazzarin, allora, da quanti anni è che sei presidente tu? Sai che non lo so. Da tanto. No, da quando è nato il club. Prossimo anno festeggiamo i 20 anni del Vespa Club Delta del Po. Ecco, anche quest'anno, 17° Vespa Club raduno, hai fatto un giro straordinario sulla Sacca degli Scardovari, naturalmente tra le altre cose voi fate un marketing territoriale importante, portate un sacco di gente, abbiamo visto gente da Fiesole, dalla Ficina Ferrara, da Bergamo, quindi bravi. Sappiamo che l'amministrazione vi sostiene su questo, sono contenti di quello che fate? Penso di sì, insomma portiamo gente sul Delta e con il nostro giro facciamo vedere il nostro territorio, quest'anno in particolar modo, cosa che in tutti questi anni non abbiamo fatto, facciamo 7 km di Sacca di Scardovari. Che è uno dei posti più magici che abbiamo noi. Esatto, e sicché è una cosa unica passare e vedere la Sacca. Grande Presidente, ricordiamo che non so se in luglio, dal 4 al 7 luglio c'è l'Euro Vespa a Montegrotto, di cui noi facciamo parte. Sarete presenti, ma non solo, poi so che la Regione Veneto vi chiamerà per un premio a Palazzo Ferrofini, quindi bravi. Esatto, va bene. Mi porterà fuori città.